Le regole attuali scadono il 14 di luglio, quindi questione di qualche giorno ancora. Queste regole, con un'ordinanza del del Ministro della Salute, hanno fatto una blacklist di 13 paesi particolarmente a rischio, tra cui il Bangladesh, ma anche la Moldavia, per capirci. Lì ci sta di mezzo il Brasile, la Macedonia, la Bosnia, il Perù, il Kuwait, eccetera. A questi paesi è stato dato il divieto assoluto ai loro cittadini di entrare in Italia. Quindi i voli sono completamente sospesi, i porti hanno dei controlli particolarmente rigidi. Però queste regole scadono il 14. Che cosa abbiamo in mente nel rapporto tra Ministero dell'Interno per salvaguardare la nostra salute, Ministero dell'Interno e Ministero degli Esteri? Allora, probabilmente un nuovo DPCM che avrà 3 livelli. Per i paesi di alto rischio, il divieto assoluto di entrare in Italia. Per i paesi a medio rischio, l'obbligo all'arrivo in Italia del tampone, anzi del doppio tampone, se no non si entra. E terzo, per i paesi a basso contagio, l'obbligo della quarantena fiduciaria in un luogo che deve però essere noto alle autorità locali, in modo che possano esserci anche dei controlli specifici.